Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Tenta di molestare una bambina di 5 anni, un sessantenne nel quartiere Zenne 2 di Palermo. Gli abitanti inferociti avrebbero tentato di linciarlo, è stato necessario l'intervento della polizia e dei carabinieri. Sequestrati beni per 300.000 euro a un 46enne di Caltanissetta, titolare di concessionari auto, arrestato nel 2021 per associazione di tipo mafioso. Denunciate dalla Guardia di Finanza 2 persone per usura e autoriciclaggio a Catania. Uno dei due è un imprenditore nel settore dell'abbigliamento e avrebbe erogato prestiti con tassi dal 157 al 210%. Ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 50 anni a Porticello, frazione del comune di Santa Flavia nel Palermitano. I carabinieri stanno indagando al fine di chiarire i contorni della vicenda. Pubblicato l'avviso per i contributi straordinari destinati a risarcire i danni causati dagli incendi della scorsa estate nelle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani. La misura, dal valore di 2,9 milioni di euro, è rivolta a coloro che hanno subito danni al patrimonio immobiliare e mobiliare. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci!